Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura un incidente che ha coinvolto un bambino di 10 anni rimasto ferito a seguito di una caduta da cavallo. È accaduto a Cerami, un piccolo centro nella provincia di Enna. Attualmente il piccolo Giuseppe è ricoverato in prognosi riservata al Garibaldi di Catania. Lotta invece tra la vita e la morte. Un 76enne investito da una minicar guidata da un giovane di 17 anni. L'uomo è attualmente ricoverato al Policlinico di Messina. La collisione è avvenuta sulla statale 114. Un altro sinistro è avvenuto in queste ore a Palermo. Una ragazza è stata investita da un tram nella zona di Via Notar Bartolo. La giovane sembra che indossasse delle cuffie e potrebbe non aver sentito l'avvicinarsi del mezzo. Sarebbe deceduto per una gastroenterite di origine ignota il piccolo Andrea Mirabile, il bambino palermitano deceduto a soli 6 anni un anno fa a Sharm el Sheikh. Secondo la consulenza medico-legale disposta dalla Procura di Palermo, la patologia non sarebbe stata affrontata in modo tempestivo dal medico dell'ambulatorio che visitò il bambino. E in chiusura le previsioni meteo per domani: una prima rottura dell'estate e una rapida perturbazione in arrivo. È la situazione che caratterizzerà l'Italia a partire da questo weekend. In Sicilia in particolar modo a partire da domani sono attese piogge, rovesci e locali temporali. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta di colore arancione per rischio incendi in tutta l'isola, allerta gialla per rischio ondate di calore invece per Palermo, Messina e Catania. Ed è tutto per questa edizione. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Buona serata e arrivederci.